po' di tensione comprensibile. Ci sta, poi sei che chiaro mi prendi in giro perché io per andare a donare all'Avis mi sono fatto il bersaglio. Allora Chiara, cosa provi in questo momento? Tanta felicità e tanta speranza di poter aiutare qualcuno, perché in questi attimi prima della donazione ripensavo al percorso che ho avuto io con mia sorella e il mio desiderio più grande sarebbe stato quello di poterla salvare, e dato che questo non è stato possibile spero di poter salvare qualcun altro con una semplice donazione. Quindi il mio appello a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni: donate, perché veramente, come avete potuto vedere, è una cosa semplicissima che può dare una vita. Quindi sapere che il mio midollo può aiutare qualcuno e che quindi una parte di me possa vivere in qualcun altro mi riempie di gioia. Questo gesto arriva a maturazione, come tu hai detto, arriva anche perché a volte si conoscono delle persone, però si fa disinteressatamente in realtà. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere persone veramente speciali, tra cui Davis, che è un ragazzo che sta lottando in maniera fortissima e ha tutta la mia stima e la mia ammirazione per quello che ha fatto e per la forza con cui sta affrontando questo percorso lungo e molto difficile. Gli auguro di guarire e di tornare a vivere la vita che un ragazzo di 20 anni dovrebbe vivere, e quindi ho deciso di far parte anch'io di questo progetto e unirmi insieme a tante persone, sperando di essere quell'1 su 100.000 per poter aiutare qualcuno. Margherita sarebbe fiera di te, immagino. Lo spero, e siamo sempre state fiere una dell'altra, e quindi penso proprio di sì. La nostra famiglia ha avuto un'esperienza difficile, drammatica, ok, e quindi forse siamo più sensibili, ma è bello far vedere che è facile fare una cosa di questo tipo e soprattutto può salvare una vita. È un gesto che ha 1000 significati questo, però. Per noi ne ha davvero tanti, insomma, sono significati importanti, intimi. Margherita, insomma, nostra figlia non c'è più, si è ammalata per un sarcoma raro, e quindi insomma non era una questione di midollo, ma tutte le donazioni, ad esempio, che ha ricevuto lei come sangue sono utili, e il nostro è un appello per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto i giovani, ad essere vicini a questa cosa, perché come dicevamo è semplice ed è importante. Vorrei vedere, no? Avere la possibilità di salvare una vita con una donazione di questo tipo. Cosa ti costa? Lei raccontava che davanti alla macchinetta del caffè, nel reparto in cui c'erano ragazzi ricoverati per motivi diversi, c'erano storie che si intrecciavano e racconti tra i genitori. E qui avete conosciuto anche i genitori di un ragazzo che ora aspetta un dono particolare. Beh, Davis è un ragazzo straordinario, pieno di energia, è simpatico, gli vogliamo un sacco di bene. E noi l'abbiamo conosciuto quando abbiamo frequentato l'oncoematologia a Padova, e come si diceva, sì, davanti alla macchinetta del caffè, soprattutto con la zia di Davis, abbiamo avuto modo di conoscerci, incontrarci e raccontarci anche un po' le nostre storie, ma la macchinetta del caffè in un reparto così è un luogo di aggregazione importante, dove le famiglie, pur affrontando situazioni spesso molto difficili, riescono in realtà a trovare quei 2 minuti di pausa per darsi una pacca sulla spalla e dire boh, dai che ce la facciamo. Sono storie anche personali che spingono ad adoperarsi e a lottare perché questo significato del dono venga diffuso con tra l'altro i giusti parametri, perché tanti ragazzi hanno paura. Sì, certo, il compito di noi associazioni, compito e dovere, io direi anche dal punto di vista personale, è quello di informare che con un piccolo gesto si può fare molto, si possono salvare delle vite, quindi informiamoci il più possibile. Dobbiamo sfatare il mito che il midollo osseo non ha nulla a che vedere con il midollo spinale. Questi giovani lo capiscono, ma prima devono essere molto informati, e quindi ecco perché noi cerchiamo di sensibilizzare nelle scuole, nelle società sportive, ovunque ci diano spazio. ADMO c'è, questo è il nostro compito principale. Anche la sua storia in qualche modo testimonia che questo aiuto è fondamentale per salvare delle vite.
Testimonia, sì, infatti io questo percorso con Admo l'ho intrapreso dopo aver vissuto la nostra storia personale. Mia figlia ha avuto bisogno di un trapianto di midollo osseo, mia figlia, ripeto sempre, è stata fortunata perché quel donatore per lei c'era, quell'1 su 100.000 era iscritto già al registro, quindi magari aveva maturato negli anni prima l'idea di iscriversi e quindi mia figlia ha avuto la possibilità della sua rinascita. Ora ha quasi 17 anni, sta bene, conduce una vita normale e proprio perché nel nostro percorso abbiamo incontrato famiglie che purtroppo non possono gioire come la nostra, come noi tutti i giorni, mi sento in dovere, ci sentiamo in dovere di portare avanti questo messaggio di dono e quindi siamo qui e lo facciamo più che volentieri. Ci sono dei casi di emergenza proprio in questo periodo che sono finiti alla ribalta e hanno fatto in qualche modo incrementare il numero dei potenziali donatori? Assolutamente sì, e questo dimostra anche quanto i ragazzi, quanto i giovani siano comunque sensibili a questo. In Veneto attualmente ci sono 4 appelli attivi per persone che hanno bisogno di un donatore compatibile, quindi parliamo di Davis, di Luisa, di Fabiano, di Luca e come loro tante altre persone, altre 1800 persone in tutta Italia che attendono il proprio dono. E quindi sì, abbiamo avuto molte richieste perché quando se ne parla, quando i ragazzi sentono, vogliono informazioni e vogliono informarsi e quindi poi arrivano alle giuste scelte consapevoli. Io sono la dottoressa Valentina Camilotto e collaboro con l'associazione I Donatori, insomma lavoro da tanti anni in questo ambito e ultimamente vedo molti ragazzi, molti giovani che vengono a iscriversi al registro per la donazione delle cellule staminali di midollo, insomma. Questo succede quando alcuni casi vengono proposti alla ribalta, ma non solo. Non solo, perché di donatori ce n'è bisogno sempre per tante persone e quindi magari questo è il caso e l'occasione, però ce n'è bisogno sempre. A livello umano cosa prova? Ma tanta soddisfazione perché appunto vedo persone giovani, perché l'età comunque poi è vincolante, sono molto motivati ed è una gioia perché vuol dire che c'è questa sensibilità, da noi e tra l'altro è molto sentita, per cui sicuramente è una cosa bella da promuovere, da proporre perché non tutti sanno. Magari qualcuno arriva perché ha avuto il caso in famiglia o perché è segnalato, ma questa cosa c'è sempre. Quello che non si sa è che la donazione rispetto a un tempo è molto più easy, tra virgolette. Sì, ci sono 2 modalità. Quella che è preferita oggi è proprio simile a una donazione di sangue o comunque di plasma, che è una donazione periferica da braccio, per cui è fattibile in generale, a parte alcuni casi, insomma, che poi comunque noi valutiamo qui e quindi non bisogna aver paura in sostanza. Benissimo, noi ringraziamo molto il Comune di Sabbiaggio di Calalta per la sensibilità, prima di tutto essendo stato comunque il primo comune veneto a aver aderito a questo bel progetto di Admo Veneto, un dono in comune. Noi siamo referenti per la provincia di Treviso, quindi contiamo di fare un buon lavoro insieme sicuramente, grazie infinite. Ma sono io innanzitutto che ringrazio voi perché quando dovete fare sinergia, questa è la nostra stella polare come amministrazione. Fare sinergia con i territori, non solamente con il nostro territorio ma con i territori e con le persone. Abbiamo approfittato anche della vostra iniziativa proprio per prolungarla nel nostro territorio attraverso il nostro giornalino che sta in questo momento è in consegna presso tutte le famiglie, oltre che la vostra iniziativa è accompagnata anche da una lettera del sottoscritto in modo tale da poter raggiungere quelle persone da 18 e 35 anni che hanno la possibilità di poter aderire alla campagna a sostegno di coloro che hanno bisogno, ma soprattutto anche per fare informazione nelle famiglie perché esistono tante situazioni dove noi possiamo fare la differenza, quindi nessuno deve sentirsi solo, tutti devono sentire che c'è qualcuno, qualcosa che accompagna la nostra vita per aiutare, per donare la vita in questo caso, quindi grazie a voi che ci date l'opportunità di fare questa cosa. In municipio ritroviamo il papà di Chiara e sveliamo anche perché c'è questa sensibilità così spiccata nel comune di San Biagio di Callalta. Beh, io qua faccio l'assessore allo sport, alle attività produttive e al bilancio
La situazione nostra lo conoscono, insomma, ecco, noi siamo stati tanto aiutati dalla comunità di San Biagio quando abbiamo vissuto il lutto di nostra figlia, che è mancata a 18 anni per una forma rara di tumore, ma devo dire che poi quando abbiamo avuto l'idea di scrivere, di raccontare la nostra storia, proprio gli abitanti di San Biagio per primi hanno aderito con grande amore a questo progetto, comprando il libro che abbiamo scritto, appunto, dove raccontiamo la storia di Margherita. Il titolo è Margherita c'è ancora vita, proprio perché noi come famiglia siamo convinti che non possa finire così, poi alla fine, ecco, perché sennò uno non si dà una spiegazione, e quindi abbiamo cercato di trasformare il nostro dolore in un progetto. E parte da San Biagio, e quando abbiamo visto l'appello di Davis, che è un nostro amico e che abbiamo incontrato al Day Hospital di oncoematologia pediatrica a Treviso, come ti raccontavo prima, no? Le macchinette del caffè, abbiamo visto questo appello e sono andato dal sindaco, che insomma conosce bene tutta la nostra storia, e gli ho detto: guarda Alberto, questa cosa dobbiamo farla. E devo dire che anche i tempi che ci sono serviti per organizzare subito questa cosa sono stati incredibilmente veloci, prova del fatto che quando si vuole si può. È stato immediato, diciamo, l'intesa. Sinergia, la chiamiamo sinergia, ma riempie il cuore, ecco, perché c'è mare del lavoro, c'è la burocrazia anche con le amministrazioni comunali, c'è tante cose da fare, però ciò che lascia è una soddisfazione interiore che ti permette di capire cosa vuol dire anche fare del bene. Quindi un appello non solo ai suoi concittadini più giovani, ma anche ai suoi colleghi. A tutti sicuramente, ma conto che anche i miei colleghi saranno in prima fila, in prima linea, possiamo dire, perché noi sindaci siamo in prima linea per promuovere questo progetto in modo particolare. È importante essere in tanti, dato che una persona su 100.000 può salvare una vita. Più siamo meglio è, l'unione fa la forza, quindi ci stai? Grazie mille, ok, sarà fatto.